Grazie al WWF ad Agrigento nascono 69 tartarughine e guadagnano la vita in mare. Così è effettuata l'ispezione del nido di tartaruga marina scoperto lo scorso sabato nella spiaggia di Cannatello ad Agrigento. Effettuando lo scavo, gli operatori del progetto Tartarughe, Life, Aerotartles, Gino Garia e Giuseppe Mazzotta hanno estratto, catalogato e contato ad una le uova disotterrate. Sono state trovate ben 117 uova di tartaruga che mamma tartaruga aveva deposto con cura probabilmente a inizio del mese di luglio. Di queste 69 sono risultate schiuse e quindi vuote, neonate, 4 altre tartarughine purtroppo non ce l'hanno fatta, mentre 44 sono state le uova risultate non andate a buon fine. La sorpresa è stata certamente grande quando sono estratte 2 tartarughine ancora vive per essere subito liberate e date alla vita nel mare Mediterraneo agrigentino. È stata una grande festa per la comunità di Cannatello che già lo scorso anno aveva vissuto l'esperienza del nido Caretta Caretta che ha fatto da collante e rafforzato il senso di comunità di questo pezzo di territorio a mare. Un mare che incanta come la vita e che affida alle cure di questo villaggio che è fresco ma forte nei saldi principi del vivere comune. Un ringraziamento da parte degli operatori del WWF va alla Guardia Costiera di Porto Empedocle, alla ripartizione faunistica di Agrigento, che hanno sempre sostenuto le azioni dei volontari del WWF con grande spirito collaborativo, in particolare alla biologa marina Jessica Lessi dell'associazione Meres che ci ha contattati nell'immediatezza e a quanti hanno donato il loro tempo alla custodia e cura del nido. Il volontariato è bellezza e determinare il futuro e costruire il mondo che verrà. E il futuro per il WWF sarà migliore grazie ai volontari per natura.